rifugio di Vittorio Veneto è una delle tante sedi di comunità per persone adulte con delle disabilità di vario tipo che ci sono in Italia. Ogni mattina entro nella struttura e ho l'energia per affrontare una quotidianità nuova, proprio perché questo lavoro si fa sia con le competenze, con lo studio, con la formazione continua, ma si fa anche con il cuore. Mi ha spinto a fare volontariato la volontà di impiegare un po' del mio tempo libero per gli altri. Tramite un amico sono arrivata al piccolo rifugio, mi sono innamorata delle persone che sono qua, del posto, delle attività, e quindi sono qui da circa 10-11 anni e mi spinge tutte le settimane a tornare qua perché queste persone sono diventate parte della mia famiglia. Sono felice quando sento di aver raggiunto gli obiettivi per quella giornata, quando ho visto le persone contente, quando vedi emergere un aspetto nuovo delle persone, quando in qualche maniera hai anche un riscontro positivo, un ritorno di tutto quello che hai compiuto in quella giornata, e quando anche con il gruppo di lavoro c'è una sintonia e si riesce ad andare insieme verso gli obiettivi delle persone che vogliamo raggiungere. Il lato più bello del mio lavoro è andare a casa contenta tutti i santi giorni, quindi il fatto di essere riuscita a fare quello che volevo fare da grande. Con gli ospiti si fanno diverse attività, che può essere semplicemente uscire a fare una passeggiata, bere un caffè, a mangiare una pizza, o a volte organizziamo delle gite, facciamo attività con altre associazioni. E poi durante le vacanze del periodo estivo organizziamo anche dei soggiorni al mare e in montagna per stare insieme un po' più tempo e tutto il giorno. Come dico spesso, non lavoriamo con i bulloni e quindi non fabbrichiamo oggetti, non facciamo fatturato, siamo persone che si relazionano ad altre persone, siamo educatori che cercano di dargli la possibilità di essere pronti ad affrontare le cose della vita e fare cose che a loro interessa e cose che gli fanno stare bene. Dedico tutto il tempo che riesco, a volte è solo qualche ora alla settimana, ma se riesco vengo anche di più. E dipende poi dalle attività che organizziamo anche con gli altri volontari, ma cerchiamo comunque nel sabato e la domenica di essere presenti. Avere coraggio è quella spinta interiore che ti porta proprio ad agire e ad andare verso gli altri, proprio perché il nostro lavoro è fatto sia di strumenti, di formazione di mente, ma anche tanto di cuore. È quell'energia per cui nascono le idee, e le idee nascono quando fai le cose proprio con quella forza interiore, con quell'amore, con quella gioia proprio di fare quello che tu ritieni importante, quello che ti piace. Secondo me il coraggio nel mio lavoro è capire, provare, sperimentare quello a cui voglio riuscire ad arrivare con questi ospiti, mettere in conto di sbagliare e avere il coraggio di ripartire. Mettersi in gioco quando sai che qualcosa ti spaventa e sai che hai dei limiti, però decidi lo stesso di provare e di buttarti. Io l'ho fatto qui col volontariato perché quando ho iniziato ero molto timida e non sapevo se ero in grado di fare volontariato, di stare vicino a queste persone nel modo giusto. Però mi sono fatta coraggio, mi sono buttata e dopo 5 secondi che ero qua ho capito che mi avrebbe regalato un'esperienza meravigliosa e dopo 10 anni ripeto che è ancora così. Ogni volta che vengo qua per me è un'esperienza meravigliosa. Oggi abbiamo fatto un'esperienza di videomaking
e ci siamo divertiti. Questa esperienza è stata molto bella, mi ha insegnato molto anche e soprattutto da un punto di vista della struttura, non essendoci mai stata, non avendo mai visitato anche gli ambienti interni. Questa esperienza è stata bellissima perché ho potuto capire come vivono e cosa fanno delle persone disabili che prima non ne avevo totalmente idea. E abbiamo fatto un video dove raccontiamo di questi volontari e lavoratori che aiutano queste persone tutti i giorni. È stata una bella esperienza inoltre perché ho imparato il videomaking. Ci sono state molte cose belle, per esempio le riprese video, comunque le interviste che mi hanno comunque affascinato. Consiglio a tutti, soprattutto a chi magari piace di più la creazione e il montaggio di video, perché grazie a queste esperienze si può imparare anche molto.